Cala il sipario sulla 34esima assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. In fiera a Vicenza, in 72 ore sono passati un Presidente della Repubblica, un Premier, un manipolo di ministri e ben 7.000 amministratori locali, con i sindaci di tutto il paese. Vicenza, cuore del Veneto che chiede maggiore autonomia, ma anche Vicenza, cuore del Veneto dialogante, che parla, che costruisce, che fa frontiera. Il presidente di casa è lui, Achille Variati, sindaco di Vicenza, presidente dell'Unione Province Italiane e alto ufficiale del Partito Democratico. Tocca a lui tirare le somme dopo 3 giorni intensi per un'assemblea ANCI nata sotto il segno dell'autonomia. I comuni chiedono l'allentamento dei vincoli di bilancio che solo in Veneto congelano risorse per 1 miliardo di euro, un tesoro blindato nelle casse di 575 municipi del nord-est che vorrebbero ma non possono spendere per opere, manutenzioni, servizi. Un'istanza raccolta anche dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che proprio qui a Vicenza ha detto che la crisi è alle spalle. Ora tocca agli investimenti. Quando il capo dello Stato dice che strade e scuole sono una priorità per la Repubblica, quando lui ha fatto questa affermazione il governo deve annotare, perché è il garante della Costituzione che parla. E poi si è discusso del referendum veneto per l'autonomia, che per Achille Variati è una grande occasione da giocare bene sul tavolo nazionale. Adesso vedremo cosa dicono i veneti e poi vedremo come sarà impostata, con che intelligenza sarà impostata la trattativa. Se la trattativa sarà impostata in modo volgare non andrà da nessuna parte ovviamente, ma conto che non sia così.